Ci siamo svegliati questa mattina dopo 3 giorni che praticamente non dormiamo e stiamo cercando un po' di racimolare i pezzi di quello che resta di noi per poi insomma cercare di capire cosa fare e cosa non fare. Non si danno pace Ivan Friselli ed Emily Massarotto, i genitori della piccola Elettra che ha perso la vita dopo aver ingerito un tappo in plastica mentre era a casa insieme a loro al Lido di Venezia. Aveva 18 mesi. Tanti i dubbi della coppia che si chiede se nella catena dei soccorsi qualcosa non abbia funzionato e vuole andare fino in fondo per chiarire ogni dubbio sulla vicenda. Elettra infatti è stata portata prima al monoblocco del pronto soccorso del Lido, dove è stato poi chiamato l'elisoccorso da Treviso, che una volta atterrato con dei paramedici a bordo non è ripartito per un guasto al motore. Quindi si è reso necessario l'intervento di un secondo elicottero, questa volta da Padova, dove la bimba poi si è spenta. La sua morte, dice il papà, non deve essere vana. Hanno aspettato che arrivasse il medico da Treviso per toglierlo e il medico da Treviso non l'ha tolto subito. Sarebbe passata circa un'ora secondo quanto riferito dai genitori, mentre Elettra lottava con tutte le sue forze. Perché non l'hanno tolto subito, si chiede la coppia, a cui è stato anche detto che al Lido non c'è l'apparecchio per vedere dove fosse l'ostruzione. Ci hanno detto che c'è un macchinario per vedere le ostruzioni di questo tipo, che però al monoblocco loro non ce l'avevano e non avevano la possibilità di fare una tracheotomia, aprire e togliere il tappo perché appunto non avevano questo macchinario per vedere dov'era l'ostruzione e non potevano ovviamente tagliare a casa. Bastava ci fosse un medico competente e il macchinario lì. In un secondo vedevano subito dov'era. Il dubbio della famiglia è uno: quel macchinario in dotazione all'ospedale poteva salvare la loro bambina? In un'isola come quella in cui vivo io, che è il Lido di Venezia, non ci sia un pronto soccorso con un medico caparbio e che non ci sia una struttura minima per garantire il servizio a queste 20.000 persone, che sono quasi tutte famiglie con bambini, che ci sia un minimo di sicurezza se qualcuno, insomma che la morte di mia figlia non sia vana. Ecco. Non è possibile che io sono arrivato al pronto soccorso e c'era la sbarra chiusa, non potevo neanche entrare con la macchina, sono dovuto saltare dentro al marciapiede con la macchina. Sono entrato, non c'era nessuno, ho dovuto urlare perché venissero fuori. La gente deve sapere che se si mette male e vive al Lido praticamente è condannato a morte certa, perché non è possibile, non c'è niente qui per un primo intervento reale.